Pane e marijuana nell'antico forno di San Demetrio Corone nel Cosentino, 7 persone in manette, l'operazione dei carabinieri di Corigliano Calabro, il PM Pacciolla, il forno, un luogo insospettabile. Il Presidente del Senato, Piero Grasso, ha incontrato gli studenti e inaugurato a Vibo il Festival Leggere e Scrivere. La priorità per contrastare l''ndrangheta, ha detto, deve essere il lavoro. Emergenza abitativa a Cosenza, oggi la conferenza stampa del sindaco Mario Chiuto che ha annunciato un intervento incisivo sulle case sfitte. Presunte irregolarità sul piano strutturale comunale della città dei Bruzzi, il Partito Democratico presenta ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Derby amaro per il Catanzaro, il successo del Rendes, Podesta erra dalla panchina, Dionigi nuovo tecnico, il Cosenza soffre, Braglia cerca la cura per i lupi. Buonasera dalla redazione del TG10, dunque la cronaca in apertura, 7 arresti a San Demetrio Corone nel Cosentino, i panetti di marijuana nascosti in un antico forno. Il procuratore capo di Castrovillari Eugenio Facciolli in conferenza stampa ha precisato che le indagini sono partite dal ritrovamento di un bilancino di precisione. Sentiamo Anna Franchino. Panetti di marijuana nascosti fra farina e pane, quanto hanno scoperto in un antico forno di San Demetrio Corone nel Cosentino i carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro, che hanno rinvenuto una vera e propria centrale di spaccio della sostanza stupefacente. Eccoli i 7 finiti in manette, fra cui il titolare dell'attività commerciale, mentre estraggono i panetti di droga nascosta in nicchie nelle pareti interne al forno e alle spalle della struttura. Le indagini condotte dai militari di San Demetrio Corone sono iniziate un anno fa, quando durante un controllo da parte dei NAS per accertare violazioni igienico-sanitarie hanno scoperto un bilancino di precisione che ha insospettito gli inquirenti. Sono stati bravi a cogliere delle sfumature, tutto sommato, perché tutto parte dall'invenimento quasi occasionale di un bilancino di precisione nei pressi proprio del forno. E allora da lì insomma, si è cominciato a prestare attenzione sui movimenti, su un via vai di soggetti, e siamo riusciti poi a collocare all'interno un'apparecchiatura per il controllo a distanza e da lì è partita tutta l'attività di indagine. Il forno era il luogo insospettabile, il luogo dove nessuno magari pensava ad attività illecite che fossero in corso durante le normali attività lavorative, e è andata bene, insomma, cioè un'attività assolutamente proficua e quindi quelle intuizioni sono state ben sviluppate. L'operazione coordinata dalla Procura di Castrovillari è stata denominata Antico Forno ed ha consentito di dimostrare come un luogo insospettabile come il forno del paese fosse stato in realtà riconvertito in luogo di deposito e confezionamento della droga. La famiglia del titolare aveva rilevato il forno per assicurare un futuro certo al figlio 41enne con sacrifici e privazioni. Invece il giovane ha deciso la via dei guadagni più facili e veloci grazie all'articolato sistema di confezionamento e custodia della marijuana. Le investigazioni hanno anche fatto emergere la volontà di alcuni degli arrestati, fra cui il gestore del forno, di incendiare le vetture di alcuni carabinieri, colpevoli di aver effettuato diversi arresti in flagranza, sequestrando circa 1,5 kg di marijuana. È inusuale per quello che siamo abituati a constatare nelle nostre attività di indagini, però voglio dire, comunque sono quei posti che proprio perché insospettabili vengono utilizzati soprattutto per custodire. Non pensavamo che avessero, come dire, addirittura avessero avuto l'ardire di confezionare le dosi all'interno, quindi utilizzando lo stesso banco dove si preparava il pane, si preparavano i panificati. Pensavamo che fosse solo il posto di custodia, di detenzione, diciamo, della sostanza. Il Presidente del Senato Piero Grasso a Vibo per inaugurare il Festival Leggere e Scrivere. Priorità, ha detto, è il lavoro per contrastare le mafie. Partenza col botto per il Festival Leggere e Scrivere che a Vibo Valentia è giunto alla 6ª edizione. L'apertura infatti è stata suggellata dalla presenza del Presidente del Senato Piero Grasso. La kermesse letteraria promossa dal sistema bibliotecario vibonese ospiterà fino al 14 ottobre una serie di eventi esclusivi in una passeggiata ideale fra letteratura, arte e musica. Un percorso a più tappe e denso di suggestioni. Primo ospite del festival appunto è il Presidente del Senato che ha presentato Storie di sangue, amici e fantasmi, ricordi di mafia. 25 anni dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Qui a Vibo Valentia per ricordare un momento anche della sua vita professionale e privata.
Certo, i ricordi, le esperienze, tutto quello che sono stati i miei 43 anni in magistratura non possono essere cancellati, e ho pensato di scrivere appunto un libro dove raccogliere tutti i miei ricordi, soprattutto per i ragazzi nati dopo il 92. Sono passati 25 anni dalle stragi e credo che sia corretto dare la possibilità di conoscere quella realtà per evitare che si ripetano quegli errori. Qui a Vibo Valentia, tra studenti proprio, in questo festival, che messaggio dare? Ma il messaggio agli studenti è di impegnarsi, di essere protagonisti e non spettatori del loro futuro, e fare in modo di poter realizzare, anche attraverso l'aiuto delle istituzioni, perché è quello che dovremmo fare tutti noi, realizzare i loro desideri, le loro idee, i loro sogni, soprattutto essere capaci di fornire loro le opportunità per inserirsi in un mondo lavorativo che li deve accogliere, non spingere ad andare a lavorare al di fuori della propria terra. Si tende i vigili del fuoco a Catanzaro per chiedere la stabilizzazione. Sit-in dei lavoratori precari dei Vigili del Fuoco aderenti all'Unione Sindacale di Base, le bandiere della protesta davanti le prefetture di Crotone, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Catanzaro, a cui si riferiscono le immagini. La manifestazione è nazionale, un presidio di manifestanti si è anche concentrato a Roma, lo scacchiere della protesta per chiedere la stabilizzazione e passare dalle parole ai fatti. Tutti i lavoratori vogliono la messa in atto della risoluzione Fiano, come sancisce la Gazzetta Ufficiale del 23 giugno scorso. Questa iniziativa è partita perché comunque abbiamo bandito come Unione Sindacale di Base lo stato di agitazione, proprio per rivendicare la stabilizzazione, il contratto scaduto dal 2009, ma soprattutto per la messa in atto della risoluzione Fiano, per la stabilizzazione di tutto il personale precario, perché noi dobbiamo rientrare negli standard europei, dove prevede un vigile del fuoco per ogni 1000 abitanti e 60.000 vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale. Il rapporto è un vigile del fuoco per ogni 15.000 e 28.000, quindi mancano altre unità all'appello. Chiediamo a gran voce anche lo stanziamento dei fondi per quanto riguarda la legge di stabilità, per l'immissione dei fondi per stabilizzare tutto questo personale. Emergenza abitativa a Cosenza, oggi la conferenza stampa del sindaco Mario Occhiuto. L'amministrazione ha annunciato azioni incisive nel centro storico. L'amministrazione comunale di Cosenza ha messo in campo una serie di azioni per contrastare il fenomeno dell'emergenza abitativa, che oggi, alla luce della nuova visione di città dell'esecutivo guidato da Mario Occhiuto, diventa politica dell'abitare. Oggi ci troviamo di fronte a situazioni anche di impegni che sono venuti meno da parte della Regione su risorse che erano finalizzate alla politica di sostegno alla casa, che adesso, diciamo, in questa ottica di rivoluzione che noi stiamo portando avanti, diventano più che un sostegno alla casa politiche abitative nel senso più complessivo, perché noi vogliamo puntare all'inclusione sociale, vogliamo mettere al centro non soltanto quell'esigenza di collocare una persona, come era stato fatto nel passato, magari in una casa popolare dove erano poi concentrati tutti i ceti sociali meno abbienti, e che poi queste zone in realtà nel futuro si sono rilevate fallimentari perché sono state oggetto di situazioni di emarginazione sociale, ma vogliamo trasformare questo criterio, cioè ognuno deve vivere questa esigenza della propria casa, ma con una casa che è inserita in un contesto più vivibile, in una situazione dove ci sono le attrezzature, i servizi. Ogni pezzo di città deve essere un pezzo qualificato di città. Da questo punto di vista addirittura pensiamo pure di agire nel recupero degli immobili attraverso progetti di autorecupero che coinvolgano alcuni cittadini, ma anche attraverso la requisizione, per esempio, di immobili nel centro storico. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di fare in modo che tutti i cittadini possano avere un'abitazione. Intanto, nell'immediato, sono già in corso importanti interventi per risolvere almeno in parte il problema. Noi abbiamo innanzitutto un contributo emergenza abitativa per le famiglie indigenti, va a coprire circa 200 nuclei familiari con un investimento di circa 700.000 euro annui. A questo aggiungiamo, per quella che appunto avevo definito come una fase, diciamo, che cerca di prevedere l'eventuale caso di emergenza, andiamo a coprire con un contributo fitto casa
che è un'entità minore, perché è un contributo che va a coprire circa il 15% del loro canone di fitto, che è pari a circa 120.000 euro e va a coprire 400 nuclei familiari. A questo aggiungiamo ulteriori 100 nuclei familiari che saranno coperti attraverso un bando che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi, la cosiddetta morosità incolpevole, cioè soggetti che a causa di eventi fortuiti negativi si trovino nell'impossibilità appunto di pagare il fitto. Piano strutturale, il Partito Democratico presenta ricorso al TAR, oggi la conferenza stampa. Rientriamo in studio, c'è un problema con la messa in onda di questo servizio, vediamo se è possibile adesso vedere appunto la conferenza stampa che è stata convocata oggi dal Partito Democratico a Cosenza, in cui ha annunciato appunto, come dicevo, ricorso al TAR per quanto riguarda le modifiche al piano strutturale. Irregolarità tecniche e amministrative che penalizzano frazioni e quartieri della città. Per questo motivo il gruppo dei Democratici di Palazzo dei Bruzzi ricorre al TAR, ponendo all'attenzione dei giudici amministrativi di Catanzaro il PSC, il piano strutturale comunale della città di Cosenza. Parlano di piani particolareggiati, particelle agricole trasformate in edificabili. Questa è l'ipotesi della minoranza che ha deciso di mettere nero su bianco le incongruenze e portarle all'attenzione del Tribunale amministrativo regionale. Pochi giorni dal Consiglio Comunale la Giunta approva una delibera che formalmente è per garantire una migliore consultazione delle tavole del PSC, ma di fatto cambia totalmente gli indici di edificabilità. In precedenza aveva adottato il PSC un mese prima di questa delibera, l'aveva fatto passare in commissione e a pochi giorni approva una delibera che va e cambia totalmente i termini del piano strutturale comunale. Da questo punto di vista ci troviamo di fronte a un atto di illegittimità anche fraudolento. Quanto previsto nel piano strutturale comunale di Cosenza dalla Giunta Occhiuto penalizza interi territori come il centro storico, dove lo stesso PSC prevede soltanto 652 abitanti in più nei prossimi 20 anni. Il primo cittadino continua, dicono i Democrat, con le sue politiche di marginalizzazione che provocano il lento e inesorabile declino che in questi ultimi 6 anni ha determinato crolli, incendi e aumento della povertà. C'è una discrepanza enorme, si è deciso che il centro storico deve essere lasciato al suo destino e da questo punto di vista noi riteniamo questa scelta profondamente sbagliata e riteniamo che questo PSC rischia ancora di marginalizzare Cosenza, sapendo che Cosenza è l'unica città capoluogo di provincia della nostra regione che perde abitanti ed è l'ultima città d'Italia, città capoluogo di provincia d'Italia, che ha meno del 10% della sua popolazione provinciale. Da questo punto di vista è chiaro il segnale, noi vogliamo invertire questo ruolo, Cosenza merita di più. Una città che secondo i consiglieri di minoranza è penalizzata non solo dalla PSC ma anche dal nuovo piano alla viabilità che nei prossimi mesi metterà a dura prova la mobilità stradale. Quando a gennaio apriranno i cantieri della metropolitana, lì è previsto un parco urbano di 2 chilometri che va sostanzialmente da Piazza Mancini fino alla sopraelevata di Cosenza. Con questi provvedimenti, io dico scriteriati del traffico che sono stati presi, chiudere al traffico il Viale Parco, vorrei capire come questa città verrà raggiunta e le persone potranno uscire con le macchine da questa città, cioè rischiamo veramente sostanzialmente una città che è irraggiungibile e quindi una città che perde ruolo, perde funzioni, perde appeal. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Traffico ferroviario bloccato per 3 ore sulla linea Crotone-Roccella Ionica dopo che un treno in transito ha investito un gregge di pecore nel tratto tra Cropani e Zimeri in provincia di Catanzaro. A causa della sospensione si sono registrati notevoli ritardi. Dopo l'intervento dei tecnici della società Reti Ferroviarie Italiane la circolazione è tornata regolare.
I carabinieri forestali li hanno sorpresi con 20 quintali di legname di castagno tagliati abusivamente a San Marco Argentalo nel Cosentino. 3 persone, tutte incensurate, sono state denunciate con l'accusa di distruzione e deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento in zona vincolata idrologicamente. Nell'area era stata aperta inoltre una pista della lunghezza stimata di 2500 metri. 2 imprenditori agricoli, rispettivamente di Petilia Policastro e Rocca Bernarda, sono stati denunciati dai carabinieri per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. I 2 imprenditori, al fine di ottenere contributi comunitari in ambito agricolo, avrebbero prodotto della falsa documentazione in merito a terreni agricoli ubicati a Petilia Policastro, Potricello e Rocca Bernarda. In tal modo i 2 imprenditori avrebbero ottenuto indebitamente fondi per 220.000 euro. Un incendio sulla cui natura sono in corso accertamenti ha completamente distrutto a decollatura alcuni mezzi di proprietà di un'impresa edile. Sull'accaduto sono in corso indagini. A Soverato adesso per il 35° compleanno dell'Avis, 20.000 sacche di sangue raccolte in un anno. L'Avis a Soverato festeggia 35 anni di attività, un traguardo raccontato dai numeri. Sono infatti 700 i donatori volontari nel comprensorio, che comprende anche Davoli, Satriano e San Sostene. Siamo nel Catanzarese. Ogni anno si raccolgono 1200 unità di sangue, la generosità che consente di salvare tante vite. Dal 1982, spiega il presidente nel corso dell'incontro, sono cambiate tante cose. Ogni anno tutte le comunali della provincia raccolgono circa 20.000 sacche di sangue che noi deferiamo agli ospedali di Catanzaro e Lamezia. Noi siamo dal 95 che siamo abbastanza autosufficienti, abbiamo raggiunto l'autosufficienza regionale, non abbiamo carenze di sangue, tutto quello che c'è bisogno lo fanno i donatori. Dall'82 ad oggi siamo cresciuti abbastanza, però certamente è cambiato tutto, abbiamo le sedi accreditate dalla regione, perché una volta si facevano le raccolte anche nelle parrocchie, nelle scuole, oggi ci sono le automoteche, c'è le sedi accreditate e c'è tutta una qualità che serve per fare le raccolte. Il nostro messaggio che facciamo è di venire e avvicinarsi alle comunali e diventare donatori, perché il sangue non si va in farmacia ad acquistarlo, ma si dona. Giustamente donandolo si deve avere uno stile di vita molto corretto e basta. Poi noi andiamo nelle scuole dove facciamo le formazioni e diciamo come si può diventare donatore. Un donatore deve avere dai 18 ai 65 anni, deve pesare 50 kg e poi deve avere uno stile di vita abbastanza corretto. La festa, i colori del volontariato, la consapevolezza di essere parte di un progetto utile radicato sul territorio grazie a regole precise e obiettivi raggiunti. È una punta di diamante per noi, perché comunque è una cittadina che raccoglie tantissime unità di sangue, che ricordiamo non sono le unità ma sono le persone che riusciamo a salvare ogni volta che facciamo la donazione, quindi respiriamo un'aria di festa, è giusto che ogni tanto festeggiamo i compleanni. Siamo allo sport, parliamo di calcio e Davide Dionigi, il nuovo allenatore del Catanzaro, l'ex attaccante della Regina e allenatore del Matera, presentato alla stampa oggi pomeriggio, proverà a far meglio di Alessandro Erra, esonerato dopo la sconfitta nel derby di Rende. La Regina, dopo un avvio soddisfacente, invece attraversa un periodo negativo, ma il Cosenza che preoccupa di più. Piero Braglia avrà 15 giorni di tempo per lavorare sul morale dei rossoblù, chiamati a reagire dopo la batosta subita al Marulla. Da settimane era in discussione Alessandro Erra, la sua panchina era instabile già dalle primissime giornate. La sua conferma non aveva entusiasmato chi voleva che il Catanzaro cambiasse totalmente pelle rispetto al recente passato. E così, anche quando sono arrivati i risultati, 10 punti non sono mica da buttare, la sua posizione è rimasta in bilico. Un'insoddisfazione latente, difficile da tenere sotto controllo e sfociata nell'esonero all'indomani della sconfitta subita dai giallorossi a Rende.
Al posto del tecnico campano, Davide Dionigi, che subentra sulla panchina di un Catanzaro reo di non aver saputo opporre la giusta resistenza ai biancorossi di Trocini, di nuovo coesi come nelle prime giornate, dopo qualche settimana di smarrimento e capaci di superare a pieni voti l'esame derby, reso ancora più complicato dopo il vantaggio siglato da Vivacqua dall'espulsione di Porcaro, che ha lasciato in 10 padroni di casa per circa mezz'ora, e dal pareggio subito sul calcio di rigore concesso per il contatto tra Sanzone e Benedetti e trasformato da Infantino. La differenza l'ha fatta però la caparbietà del Rende, in un finale concitato con i giallorossi proiettati in avanti alla ricerca del sorpasso. È stato il giovanissimo Coppola a indovinare la giocata vincente con il colpo di testa che ha deciso l'incontro del Lorenson. I ragazzi hanno dimostrato di giocare con il cuore, esatto, di reagire anche a alcune situazioni sfavorevoli che sono successe durante i 90 minuti contro una squadra molto forte, contro una squadra organizzata, contro una squadra che a un certo punto aveva un gran numero di attaccanti e che attaccanti in campo, quindi veramente a mio avviso sarebbe stata un'ingiustizia per quello che hanno dato i ragazzi in campo pareggiare, e siamo stati premiati comunque con questo gol agli ultimi minuti di un ragazzo appena entrato. Per la seconda volta Agenore Maurizi ha dovuto ammettere la superiorità degli avversari, lo aveva fatto al termine dell'incontro con il Cosenza al Granillo, lo ha ripetuto dopo la gara persa per 3-0 con il Trapani. La Regina ha provato a frenare l'impeto dei siciliani, ma come nel derby il sacrificio degli Amaranto non è bastato a portare a casa un risultato positivo. Dopo 50 minuti di strenuo contenimento, Reginaldo, in sospetta posizione di fuorigioco, ha punito gli ospiti dando il là al successo dei padroni di casa, a segno anche con Evacuo in acrobazia e ancora nel finale con un Boio di Rifazio. Noi siamo una squadra che molto giovane, abbiamo giocato con 5 under e poi addirittura abbiamo finito con 8 under, mi sembra 7-8, non mi ricordo, quindi dobbiamo tener conto che alcune entrate, alcune decisioni dobbiamo essere anche noi più cattivi, più maschi, anche se poi lo siamo stati, però dobbiamo essere più decisi, più rabbiosi e questo per il proseguo del campionato. Non esistono ricette perfette o bacchette magiche. Il Cosenza non è la squadra solida e brillante ammirata in qualche occasione in questa stagione, né quella impacciata e impaurita che ha buttato alle ortiche le gare con Siracusa e Casertana. Il Cosenza sarà la squadra che vorrà e saprà essere da qui in poi. Inutile scervellarsi e chiamare al capezzale della formazione rossoblù esperti di psicanalisi o cercare nel rendimento altalenante di uno o più calciatori la causa del momento no dei Silani. Se il branco non riesce a venire fuori da una situazione di difficoltà estrema, non sarà certo il singolo lupo a trascinare tutti. I giorni che separano il Cosenza dalla prossima partita saranno decisivi per mettere le basi per un nuovo corso. Piero Braglia, dopo i primi 90 minuti trascorsi sulla panchina del Marulla, si era già espresso dicendo di non essere preoccupato di fronte a un Cosenza reattivo e vivace come quello visto contro l'11 di Lucarelli, ma di temere cali di condizione e autostima che da qui in poi non saranno più possibili. E queste cose qui secondo me non succederanno più, non succederanno assolutamente più. Il nuovo tecnico del Catanzaro Dionigi è stato presentato nel pomeriggio di oggi a stampa e tifosi in una conferenza stampa che ha anticipato la prima seduta di allenamento da lui guidata. Ecco le sue parole. Sono contento di lavorare con questi giocatori, dobbiamo cercare di capire il reale potenziale di questa squadra, penso abbiano le caratteristiche per giocare in una certa maniera, poi vabbè, normale a gennaio vediamo, ma non è, in questa categoria non è tanto il nome che conta, più sono altre qualità, la fame, l'aggressività, insomma quello lo vedremo col tempo, però assolutamente contento di allenare questa squadra qua. E adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteincalabria.it. Sulla nostra regione sarà un inizio di settimana all'insegna della variabilità. Infatti l'Italia, ed in particolar modo quella meridionale, si trova sulla zona di confine tra l'alta pressione delle Azzorre, presente sull'Europa occidentale, e una vasta area di bassa pressione, presente sull'Europa orientale, che favorirà la discesa di correnti settentrionali, causando una debole o comunque moderata instabilità, che interesserà maggiormente i versanti tirrenici della Calabria. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Martedì, cieli relativamente nuvolosi sui versanti tirrenici con possibili piogge, specie sulla Calabria centro-settentrionale, cieli da poco a parzialmente nuvolosi altrove, temperature in ulteriore leggero aumento.
E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Martedì, mari generalmente poco mossi, con venti deboli di direzione occidentale sul Mar Tirreno, venti deboli di direzione settentrionale sul Mar Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Mete in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Il nostro giornale si chiude qui, grazie per l'attenzione e buona serata.